Nell'anno appena trascorso in Veneto i trapianti d'organo da donatore deceduto sono aumentati del 30%, quelli da donatore vivente concentrati su fegato e rene del 24,5%. Per la Regione il 2023 è stato su questo fronte un anno record, sia in termini percentuali che di numeri assoluti, con un aumento in doppia cifra di quasi tutte le tipologie di intervento. Cifre record che partono dall'altissimo numero di donatori. In Veneto la percentuale di diniego alla donazione è stata appena del 19% contro il 31,5% nazionale. Tra i risultati molto importanti dello scorso anno dobbiamo certamente menzionare l'apertura che è proprio scientifica, che è proprio partita dal Veneto, da Padova prima, da Verona poi, della donazione di cuore da donatore a cuore fermo, e non dimentichiamo della concomitante donazione anche del polmone insieme alla donazione di cuore, cosa che non si pensava possibile fino a poco prima. Il trapianto di cuore da donatore a cuore fermo è stato il primo in Italia. Nel 2023 in Veneto è stato inoltre raggiunto un nuovo record nazionale con la donazione di un organo dal donatore a cuore fermo più anziano d'Italia, 92 anni. Nasce poi, come dire, dal coraggio di noi che abbiamo scelto di provare a perseguire questa strada, certamente appunto supportati dalla volontà molto forte della famiglia di andare avanti. È stato prelevato il fegato ed è stato un risultato notevole. Pur essendo un settore d'eccellenza della sanità veneta, anche voi comunque accusate dei problemi di personale, per esempio. Ma sicuramente anche noi abbiamo bisogno di supporto di personale medico che poi deve presentare anche caratteristiche di particolare motivazione, perché questo lavoro è un lavoro veramente in cui la dedizione deve essere massima.